Vicepresidente Vincoletto, allora perché degli imprenditori, degli industriali, un'industria si interessa a un tema come la riqualificazione di un'area, di un quartiere di Treviso? Per due motivi, uno sostanziale e diretto perché abbiamo molte imprese, voglio dire, con l'introduzione di ANCI all'interno di un'industria veramente interessante da un punto di vista imprenditoriale, quindi della manifattura e dei servizi, allo sviluppo di un territorio che oggi ha bisogno di innovazione. Il secondo motivo è perché l'associazione di categoria imprenditoriale, quindi il mondo economico, vive e lavora in un territorio dando lavoro a 100.000 persone e sviluppando quello che è sostanzialmente il mondo economico da un punto di vista anche dell'innovazione. E quindi oggi essere in un territorio innovativo significa avere più valore per sé, avere più valore sul mercato, avere più valore e redditività delle aziende. Tra l'altro, proprio in quest'area che questo progetto sta prendendo in esame, ci sono delle attività produttive che magari ripensate, però devono rimanere in questa zona? Sì, allora l'attuale sistema dell'area che comprende una zona diciamo vocata alla produzione manifatturiera, mi riferisco all'area dell'Omni Zorzi, evidentemente anch'essa sta risentendo quelli che sono oggi gli influssi dell'innovazione, quindi un'economia più terziarizzata, meno produttiva e quindi che va ricontestualizzata, no? In un momento, in un contesto nel quale la città deve convivere sempre di più e deve riconvertire sostanzialmente la propria destinazione d'area d'uso. Chiaro, rimarranno in quel contesto, ma probabilmente in un pensiero insieme, copartecipato, okay, potranno essere vissuti in una chiave più sostenibile.